Gli obiettivi vanno dalla promozione della bicicletta e del suo tessuto economico alla valorizzazione del territorio. Un protocollo siglato questa mattina che porterà ad una serie di iniziative come la formazione di guide cicloturistiche sportive, ovvero figure che per professione accompagneranno persone singole o gruppi in percorsi cicloturistici fornendo informazioni generali sul territorio ed illustrando le zone di pregio naturalistico ed ambientale. Un accordo importante, spiega Daniela Isetti, vicepresidente e vicario della Federazione Ciclistica Italiana. Significa veramente tanto perché come mondo che si occupa appunto del ciclismo da un punto di vista agonistico, da un punto di vista olimpico, ma non solo, significa comunque riuscire a dare un'immagine del nostro sport veramente più completa e poter mettere a disposizione quelle che sono le nostre competenze maturate appunto grazie all'agonismo, metterle a disposizione di un comparto economico che è davvero in grandissima crescita. Un'occasione questa per valorizzare un settore, quello della produzione di biciclette, in cui l'artigianato è protagonista, con 2.062 imprese e 3.862 addetti. Con questo accordo andiamo a centrare, credo, anche diverse finalità, che sono quelle dell'organizzazione di manifestazioni sportive, una collaborazione con il mondo della scuola per fare conoscere questa mobilità appunto attraverso la bicicletta, ed anche uno scopo formativo rivolto a figure che possono essere o operatori cicloturistici oppure meccanici che vogliono specializzarsi nella manutenzione. Le biciclette, ha sottolineato Vendemiano Sartor, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, è uno dei settori in cui gli imprenditori artigiani sono stati artefici della rinascita e del rilancio della qualità manufatturiera italiana. Non solo. La maggior parte sono imprese di artigiani che collaborano anche con i grossi marchi nei vari pezzi, ma soprattutto anche collaborano poi nel percorso turistico, perché serve l'assistenza, serve un po' anche di ristoro e quant'altro, quindi non più solo il riparatore dell'officina che ripara biciclette, ma un servizio molto più completo. Fra gli artigiani Franco Moro, che produce lui stesso le biciclette. Noi lavoriamo solo nel campo delle bike, siamo una piccola realtà, abbiamo cominciato con un prodotto completamente nuovo, all'inizio sì le bike classica, la mountain bike in particolare, e poi lungo la strada negli ultimi 4-5 anni abbiamo voluto una corsa che presentiamo proprio da poco.